Carissimi amici, ben ritrovati a Televenezia all'interno della nostra rubrica appunto Spazio Vostro. Ogni appuntamento che vi proponiamo, come sapete, ha la volontà di essere utile ad approfondimenti e alla conoscenza di tematiche importanti come quella che tratteremo oggi, ovvero quello della sostenibilità a 360 gradi che riguarda economia, ambiente e società. E lo facciamo insieme al direttore generale di Fondazione Venezia, Capitale Mondiale della Sostenibilità, il dottor Alessandro Costa. Benvenuto. Grazie, buon pomeriggio, grazie per ospitarmi. Grazie a te di essere, possiamo darci del tu, possiamo entrare già subito un po' in confidenza, così sciogliamo un po' la tensione, perché comunque in televisione c'è sempre anche un po' di, sì, voglio dire, no. Molto volentieri. Molto volentieri. Allora, iniziamo un po' anche da quella che è la tua formazione. Tu appunto sei dottore di ricerca in scienze ambientali, esperto internazionale di sostenibilità, transizione energetica, innovazione e sviluppo urbano. Dicevamo appunto direttore generale di Venice Sustainability Foundation e dirigente del settore istituzionale presso SNAM SPA. E poi hai rivestito anche altri ruoli molto importanti, dove hai costituito e diretto la Europe China Clean Energy e la fondazione Enel. Hai ricoperto anche ruoli dirigenziali in Enel e anche in Falck Renewables, dove eri a capo della sostenibilità del gruppo. Quindi voglio dire una carriera molto fitta, molto consistente, che penso che ti abbia anche portato anche a vivere realtà, voglio dire, molto impegnative. Però oggi parliamo invece della sostenibilità, però ritornando a quella che è il discorso della Fondazione Venezia come capitale mondiale appunto della sostenibilità. E ti faccio un po' di domande. Intanto la prima domanda che i nostri telespettatori si aspettano è di capire che cosa si intende per Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, in che cosa consiste. Allora, la fondazione... So che ci sarebbe molto da parlare, però... Sì, no, vediamo di... Provo ad essere sintetico. Allora, cerchiamo, la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che nasce intorno alla metà del 2022, per cui non ha ancora una storia lunga e consolidata, è un soggetto che definirei relativamente nuovo in quello che è il panorama degli... istituzioni, degli enti e dei soggetti che si occupano a vario titolo di sostenibilità, in quanto racchiude assieme uno spettro ampio di 40-50 diversi soci che sono tutti interessati a quello che è lo sviluppo, e in particolare lo sviluppo sostenibile, del territorio veneziano, del territorio metropolitano, ma anche di tutto quanto il territorio veneto. E questo, quando dico ampio spettro, intendo riferirmi a una composizione di questo partenariato che va dalla presenza dei principali enti territoriali, la Regione, il Comune di Venezia, da poco anche la città metropolitana. Regione e Comune di Venezia esprimono le vicepresidenze della Fondazione, per poi ampliare su un gruppo di soggetti che sono dedicati alla ricerca, quindi le accademie, le università del nostro territorio, ma anche il CNR nazionale, le infrastrutture del nostro territorio, a partire dal porto di Venezia, una serie di grandi aziende, prevalentemente italiane, quindi quelle che si chiamano le blue chip, quelle quotate in borsa. Certo. Ne cito solo qualcuna: Eni, Enel, la stessa SNAM da cui io provengo, le Poste Italiane, ma poi andando avanti anche le Ferrovie dello Stato, Fincantieri, eccetera, eccetera, interessate alle sorti del nostro territorio, o perché agiscono direttamente, o perché riconoscono in Venezia un valore, un'importanza, sì, esatto, che è a livello nazionale, oppure anche altri soggetti come Microsoft. E quindi questa importanza, questo riconoscimento dell'interesse per quelle che sono le sorti del nostro territorio viene anche da realtà che operano in maniera globale.
A fianco a queste, come ultima categoria, ci sono anche, o meglio, sono due altre categorie di soci, una più relativa al mondo della finanza, quindi abbiamo grandi banche come Unicredit o Cassa Depositi e Prestiti, comunque ha un ruolo molto forte come istituzione che presidia questi temi in Italia, e poi abbiamo il mondo, come si dice, traducendolo male dall'inglese, dei pensatori, cioè abbiamo quelli che sono definiti think tank, Sì. per cui Contenitori di da un lato pensiero. contenitori di pensiero, Boston Consulting, Sì. PricewaterhouseCoopers, eccetera, eccetera, eccetera. Molto bene. Allora, la fondazione, come dicevi prima, appunto è nata nel 2022 ed è tuttora un unicum in un panorama internazionale per il modello implementato nello studio delle principali sfide contemporanee, affrontate sviluppando analisi, prospettive e soluzioni in sinergia con, come dicevi appunto prima, con rappresentanti di istituzioni, enti pubblici, privati, grandi imprese, università. Ci puoi descrivere le aree di ricerca in cui lavorate e di cui vi occupate attraverso la fondazione? Certamente. Anticipo queste cose raccontando quello che è il nostro, diciamo, modello operativo, tanto per capire che cosa facciamo. Noi di fatto raccogliamo idee e progetti per la sostenibilità del nostro territorio che provengono o dai nostri soci oppure dalle reti di relazioni che ciascuno dei nostri soci ha, li discutiamo all'interno del nostro consesso e quando questi raggiungono una forma di consenso interno, di fatto sono pronte per essere accompagnate ed appoggiate dai soci stessi che fanno parte della nostra realtà e quindi anche implicitamente messe nella condizione, diciamo, un po' più agevole per la loro realizzazione. Questo è un po' il nostro modo. È una modalità di facilitazione, in altri campi si chiama di accelerazione, di sostegno, più che di sostegno finanziario, di sostegno di relazione. E quindi ogni tanto diventa anche, poi si trasforma anche in sostegno istituzionale quando questo coinvolge i soci che abbiamo e che si occupano di questi aspetti. Quali sono le aree veniamo alle aree tematiche più operativi? Noi abbiamo 9 temi che seguiamo più da vicino. Questi 9 temi rappresentano una combinazione tra il desiderio di dare delle risposte a delle problematiche evidenti che ha lo sviluppo sostenibile del territorio e delle opportunità che si aprono in questa fase storica. Allora, mi riferisco per esempio al tema della protezione dell'ambiente, al tema della gestione del turismo, al tema della residenzialità all'interno di quelle aree del territorio dove questo è più sentito, come al tema dell'innalzamento del medio mare o comunque chiamiamolo dell'adattamento, mitigazione e adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici, e queste sono, diciamo, la volontà di cercare di contribuire a trovare delle risposte. Mi riferisco ai temi invece dell'innovazione, delle varie transizioni, transizione energetica, la transizione digitale, quella infrastrutturale e così via, come opportunità che si aprono per uno sviluppo e modernizzazione delle nostre aree in chiave di applicazione dei principi di sostenibilità. Un lavoro incredibile quello che state facendo, cioè vuol dire queste 9 aree sono tanti, cioè vuol dire sono 9 settori su cui insomma c'è un impegno importante, voglio dire. Vi porta via penso parecchio tempo, parecchio anche energie, anche perché ovviamente investire anche a livello di miglioramento di quelle che sono magari, non so, le strutture o altro, oppure il concetto di sostenibilità non è facile. Allora,
Non ci annoiamo, questo di sicuro. Questo intendevo dire. Non ci annoiamo, siamo un gruppo di una decina, una dozzina di persone che prevalentemente in modalità di collaborazione portiamo avanti i vari progetti della fondazione, però facciamo anche da collante tra la struttura e certo. i vari soci con certo. le varie proposte che vengono discusse. In una rete che... Esatto, quindi possiamo beneficiare benissimo. delle relazioni con questa 40-50 soci. Però, volevo aggiungere anche che prego. A fianco di queste 9 aree, Sì. forse una citazione andrebbe fatta anche su un tema che è quello della coesione e inclusione sociale, nel senso molto che importante, certo. ci stiamo occupando, stiamo cominciando anche adesso a occuparci di quello che è il tema del consolidamento, rafforzamento dell'assistenza allo sviluppo della comunità locale stessa. Come hai intuito, avendo così tanti temi, non siamo riusciti a partire con tutti contemporaneamente, ne abbiamo privilegiati alcuni all'inizio, per poi adesso completare anche con delle azioni su quelli che erano rimasti un po' più indietro. Ma a fianco di questi 9 temi abbiamo attivato anche 4 temi trasversali e sono delle attività progettuali, sì. Sono delle aree progettuali che intersecano più temi, oppure sono funzionali alla miglior riuscita delle azioni che facciamo nei singoli temi. Mi spiego. Aspetta, allora prima di spiegarlo ci fermiamo un attimo perché c'è la pubblicità e poi rimaniamo su questa progettualità trasversale. Cari amici, abbiamo la pubblicità e ritorniamo subito con il dottor Costa. Grazie. Ecco, cari amici, siamo di nuovo in diretta, siamo di nuovo qui con voi a Spazio Vostro, qui a Televenezia, siamo in compagnia di Alessandro Costa, direttore generale di Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità. Abbiamo parlato finora di che cos'è appunto questa fondazione, come lavora, eccetera. In più, oltre alle tematiche di cui tratta, ci sono anche delle tematiche trasversali o delle progettualità trasversali che prima appunto ci stavi spiegando e poi appunto con la pubblicità abbiamo dovuto interrompere, ma vogliamo ritornarci. Prego. Sì, dunque, le tematiche trasversali sono appunto, come definisce il termine stesso, delle attività che vanno a toccare più temi. In particolare noi ne abbiamo sviluppate 4. Mi premeva così raccontarvi, darvi qualche ragguaglio almeno su un paio di queste. La prima è che per un soggetto che si occupa di sostenibilità, avere uno scenario di riferimento su che cosa si intenda, su che cosa possa essere una visione di sostenibilità per il nostro territorio è una cosa molto importante. E quindi, sempre assieme ai nostri 40 e passa soci, stiamo costruendo un'idea comune di che cosa ci si immagini, quale sia la prospettiva di una Venezia e di un Veneto sostenibile come direzione, come orizzonte, un orizzonte che ovviamente può anche essere molto sfumato, però almeno dà una linea guida, la linea verso cui tendere, e dà anche poi la possibilità di misurare se le azioni che stiamo compiendo vanno nella direzione di raggiungere questo orizzonte oppure no. Bene. E questo è un primo tema che noi appunto stiamo seguendo e sviluppando da qualche mese ormai. Un secondo tema invece è legato alla promozione delle migliori pratiche internazionali di adattamento ai cambiamenti climatici. Questo in quanto... Tema molto importante, sì. Esattamente, soprattutto nel nostro territorio, che per quanto riguarda per esempio la problematica di innalzamento del mare ha avuto un bisogno di controllo fisico delle masse d'acqua che entravano all'interno della laguna. E dall'ottobre del 2020, quando è entrato in funzione il MOSE,
di fatto siamo passati dall'essere tra le città meno difese al mondo nei confronti di Certo. questo fenomeno, a quelle che in questo momento invece possono raccontare alle altre città un'esperienza, una pratica, e Sì, quindi vedere se possono essere di ispirazione, di certo. confronto, anche nell'aiuto A a realizzare altri altri, progetti. sì, ad altri soggetti che in altre geografie si Sì, occupano di questioni simili di alle queste nostre. problematicità. In questo senso, e che se ci pensate bene è anche uno dei motivi per cui noi ci chiamiamo capitale mondiale della sostenibilità, Mm. che ovviamente non è un, un merito, un premio, ma è No, una tensione, è certo, il desiderio un'apertura. molto ambizioso di prima o poi arrivare in quella direzione Certo, lì, ma certo. ovviamente non è la situazione attuale. Ehm, Però c'è qui- tutta la volontà di sì, arrivarci. questo capitale mondiale vuole anche significare che, se non altro, da qui a quando ci riusciremo, se ci riusciremo, noi avremo sempre la possibilità di utilizzare, tra virgolette, Venezia come sede di confronto di pratiche internazionali su tutti i temi che vi ho citato prima, tutti i temi appunto Certo, che traguarda la Fondazione, e quindi fare di Venezia il luogo dove si venga a discutere. Per questo noi, altro progetto trasversale, abbiamo costituito in accordo con la Biennale di Venezia, la Biennale della Sostenibilità, quindi un evento che ad anni alterni, quest'anno è in corso, quindi lo sarà nuovamente nel 2027, dove si raccolga a Venezia o si raccolgano diverse occasioni di discussione sui i grandi temi della sostenibilità, ma sulle soluzioni che poi possono essere in questo caso di ispirazione sì, per sì, risolvere anche altri problemi problemi. del nostro territorio. Certo, E questo lo facciamo con una serie di eventi, di conferenze, prevalentemente di carattere internazionale, che portiamo avanti durante l'anno. molto bene. Volevo chiederti, nel 2023 voi avete dedicato al MOSE, appunto di cui parlavi prima, la prima biennale della sostenibilità, perché lo ritenete appunto uno strumento decisivo per la salvaguardia appunto della città appunto di Venezia. Quest'anno invece il progetto speciale della vostra fondazione per la Biennale Architettura 2025 è la mostra Intelligent Venice, che ha avuto già un numero esplosivo di spettatori, parliamo di oltre 70.000 visitatori, e che ha incluso una serie di laboratori didattici rivolti alle scuole a collaborazione con anche partner appunto molto importanti come il Porto di Venezia, CNR ISMAR, The Human Safety Net, appunto generali, nonché la Biennale Educational. La mostra, sappiamo, chiuderà il 23 di novembre per chi è interessato appunto a visitarla, ma chi vuole approfondire appunto i temi specifici appunto nel sito può anche andarlo a vedere, che è intelligencevenice.it. E la mia domanda è: ci puoi illustrare i contenuti di questa importante iniziativa? Molto volentieri. Allora, intanto ho guardato i dati proprio prima di venire qui e Sono abbiamo aumentati. superato, sì, ma così c'è solo simbolico, però abbiamo superato gli 80.000 visitatori, Complimenti, che devo dire per è un anche, traguardo. anche lo sforzo di averla messa in piedi, la soddisfazione dei miei colleghi che hanno contribuito a realizzarla, diciamo che è un aspetto molto positivo. Ci eravamo accorti che in tutte le edizioni della Biennale di Architettura Sì? non era ancora stata mai raccontata la storia della resilienza di Venezia, cioè come mai nella storia a un certo punto si fosse deciso di colonizzare un posto così inospitale fino a portarlo ad essere una Una cosa delle città principali a livello a livello globale. certo, E quindi ci è interessato raccontare questo percorso, ma raccontare anche in esso quali sono stati tutti, chiamiamoli gli snodi, le tappe e gli interventi per mantenere questo territorio al passo con la modernizzazione di territori più convenzionali. Quindi ci è interessato
costituire una mostra, realizzare una mostra dove si raccontasse le caratteristiche particolari che avevano definito la Venezia storica, Certo. quindi proprio anche a livello di dettagli urbanistici. Mi immagino nella Venezia insulare come sono costruite le case, che sono strutturate in maniera diversa rispetto ad altri luoghi. Mi immagino l'approvvigionamento di acqua piovana attraverso i pozzi e tutti i sistemi di raccolta dell'acqua. E di questi dispositivi, di questi adattamenti, di queste invenzioni ne abbiamo catalogate mi sembra, se non ricordo male, un 150-200 e sono lì esposte. Ma contestualmente abbiamo anche fatto vedere la storia di protezione della laguna di Venezia. Fino dalla mi viene il termine diversione, cioè fino dallo spostamento delle foci fluviali, Certo. tutti i fiumi che storicamente Confluivano. confluivano in laguna, Certo. per evitarne l'interramento, Certo. quindi il loro spostamento al di fuori Sì. dei margini della laguna stessa, per arrivare fino ai giorni nostri, arrivare fino al Mose. In tutto questo abbiamo cercato anche di raccontare quali sono degli strumenti che vengono adottati quest'oggi per sempre mantenere Venezia al pari con la modernizzazione del resto del territorio italiano, per esempio. Quindi abbiamo raccontato dall'avvento della fibra ottica, Certo. alla gestione dei flussi di presenze nella città di Venezia e in tutta l'area metropolitana attraverso la combinazione di diverse banche dati, da quelle telefoniche, della telefonia mobile, a quelle che vengono utilizzate dalla control room del Comune di Venezia, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo messo in piedi un insieme di informazioni, catalogandole, strutturandole, rendendole fruibili, che poi appunto, come hai raccontato, vengono utilizzate anche Certo. da alcuni dei nostri partner, hai citato le Generali, il Porto Certo. e il CNR, per costruire delle occasioni di diffusione, di divulgazione, Certo. di educazione, Di di formazione nei confronti di studenti, ma anche di operatori e di professionisti. E anche questi abbiamo visto che stanno andando molto bene. Complimenti, un Grazie. bel risultato. Dove si tiene questa bellissima mostra? Se qualcuno, appunto, i nostri ascoltatori vogliono avvicinarsi, andarla a visitare. Allora, per chi non ha voglia di vederla soltanto online catalogo, attraverso certo. il sito intelligentvenice.it, la mostra è all'interno della Biennale di Architettura di Venezia, nella sezione dell'Arsenale di Venezia, Benissimo. ed è uno dei padiglioni posizionato Allora, a metà del percorso. certo, il nostro tempo è terminato, a spazio vostro, abbiamo avuto l'occasione, l'opportunità e anche il pregio di aver avuto con noi il dottor Alessandro Costa, direttore generale di Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. Avete sentito tutti gli appuntamenti che ci sono, tutto quello che ci ha raccontato, e ti aspetto magari più avanti, se ci sono novità, magari per parlare anche di altri aspetti legati sempre alla fondazione che porti avanti. Ti ringrazio di aver partecipato alla nostra Grazie a voi, trasmissione. con piacere. È stato un onore e un piacere, e buon lavoro alla fondazione. Grazie mille. Grazie amici, noi ci rivediamo la settimana prossima a spazio vostro qui su Televenezia. Grazie.